Amici di Directa Sport, buongiorno da Pabillonis, siamo ancora sulle strade del 21esimo Giro delle Miniere di ciclismo che è ripartito stamani con la sua terza frazione, la quarta Coppa Città di Pabillonis Memorial Pietro Espis. Anche oggi il tempo non è stato granché clemente con il Giro delle Miniere, però fortunatamente a pochi minuti dalla partenza la pioggia è calata di intensità, anzi è praticamente cessata del tutto, allora c'è stata la partenza, 77 i chilometri da percorrere, mentre vediamo anche le immagini offerte dalla regia appunto relative alla partenza che è avvenuta circa 20 minuti fa da qui dal centro di Pabillonis. Dicevamo terza frazione, 56 gli iscritti per questa tappa di 77 chilometri. Tappa praticamente pianeggiante per intero con lunghi tratti in rettilineo, ma il fondo è ovviamente ancora un po' scivoloso, un po' incerto. Gli atleti dovranno dunque fare i conti con questo aspetto. Gli iscritti, come detto, sono 56, ci sono tutti i nomi più importanti di questo Giro delle Miniere, quelli che competono per la classifica generale. Infatti ricordiamo i leader: in fascia Matteo Magia, portacolori della società ciclistica Monteponi; in fascia B c'è invece Alessandro Nannetti del team Bike Ballero, amico ormai da tanti anni del Giro delle Miniere. Leader della fascia C è invece Michele Pittacolo per la Pitta Bike, uno dei favoriti in assoluto in questa frazione che si adatta in pieno, direi, alle sue caratteristiche. Poi leader invece nella classifica generale femminile Simonetta Cerqueti, ancora per la società ciclistica Monteponi. In classifica generale, ovviamente dopo la crono d'apertura, c'è Matteo Magia davanti a Eros Piras, ma faremo il punto anche da questo punto di vista. Ieri giornata sfortunata per quanto riguarda il Giro delle Miniere, perché insomma lo sapete, non si è potuta disputare la tradizionale Gran Fondo delle Miniere, la tappa più attesa davvero del Giro, 119 km con tratti molto impegnativi. Le condizioni meteo erano veramente proibitive ieri nel sito minerario di Monteponi, acqua incessante, non c'erano purtroppo le condizioni di sicurezza affinché la corsa venisse disputata, e allora i ciclisti praticamente di comune accordo con il direttore di corsa e anche con l'organizzazione della società ciclistica Monteponi hanno stabilito di evitare la disputa della gara, anche perché la strada si presentava particolarmente insidiosa, soprattutto nelle discese, una su tutte quella di Sant'Angelo. Insomma, è stato meglio così davvero per il Giro delle Miniere, che perde un po' di valore sportivo, diciamo così, perché la Gran Fondo delle Miniere solitamente definiva un po' il quadro della classifica generale. Così non sarà, sarà un giro atipico che si deciderà oggi e domani con due tappe sostanzialmente pianeggianti. Dunque dobbiamo aspettarci anche magari delle fughe per stabilire un po' il quadro della classifica generale. Abbiamo detto ieri purtroppo annullamento della tappa, non era mai successo. Luigi Magia, organizzatore del Giro delle Miniere, ha dovuto prendere a malincuore questa decisione. Allora andiamo a sentire cosa ci ha detto ieri mattina a margine dell'annullamento della corsa. Annullata la seconda tappa del Giro delle Miniere, Gigi Magia, lo abbiamo detto anche nei giorni precedenti, la sicurezza viene prima di tutto e anche oggi è stato così. Assolutamente sì, ci dispiace, ci rammarica questa decisione, però era inevitabile. Con un gruppo folto di 150 atleti, fare le due discese di 8,5 km all'8,5% e l'altra di 5 km, per me era impensabile farla, anche perché arrivando in linea discesa di Arbus non sapevamo cosa trovare. Fossimo certi che ad Arbus non piovesse nel momento del passaggio, ok, ma qui ha diluviato tantissimo, non è il caso di rischiare con nessuno, anche perché nonostante le tante ambulanze che avevamo al seguito mi sembrava doveroso l'incolumità dei corridori prima di tutto. Cosa succede ora al Giro delle Miniere? Domani Pabillonis si parte con la stessa classifica della crono ieri. Assolutamente sì, è che questa era la tappa cardine, la tappa più bella, la tappa che avrebbe dato volto alla classifica. Perde di valore sportivo un pochino questo Giro delle Miniere 2020, però prima la sicurezza e la tranquillità dei ragazzi e poi viene tutto il resto.
Avete sentito allora Luigi Magia, il Giro perde un pizzico di sale dal punto di vista strettamente sportivo, ma la cosa più importante, soprattutto in tempo di pandemia, in tempo di grandi incertezze, è la sicurezza degli atleti. Allora sarà per l'anno prossimo, insomma, per quanto riguarda la Gran Fondo delle Miniere, non per il 21esimo Giro delle Miniere che, lo ricordiamo ancora una volta, va avanti oggi, terza frazione, quarta Coppa Città di Pabillonis, partita una mezz'oretta fa circa. Tra poco insomma cercheremo anche i primi aggiornamenti dalla corsa, noi saremo nuovamente in diretta poi all'arrivo previsto intorno alle 12, subito con le interviste ai protagonisti e i nostri approfondimenti. Il Giro delle Miniere era iniziato nella giornata di sabato, facciamo un po' un riepilogo generale approfittando di questa finestra. Partenza subito forte per il Giro delle Miniere con l'assegnazione dei campionati italiani master a cronometro, la frazione di 15 km da Portoscuso a Gonnesa negli splendidi scenari del Golfo del Leone. A imporsi era stato Paolo Marcon, veneto, con 21 minuti netti, una prestazione davvero importante, tenuto conto anche lì delle condizioni meteo assolutamente sfavorevoli, con il forte vento trasversale che insomma, ha impegnato severamente i corridori. Vi ricordiamo anche tutti i campioni italiani di specialità che si sono laureati tali appunto sul traguardo allestito a Gonnesa. Ben 6 sono sardi e questo ci fa ovviamente grande piacere. Nella categoria Elite Master Antonio Marongio della Donori Bike Team, categoria M1 Matteo Magia per la SC Monteponi, detto poi di Paolo Marcon nella categoria M3 per il Corridor Team, categoria M4 Alessandro Nannetti che ovviamente compete anche per la classifica generale, come abbiamo detto Team Bike Ballero per lui, M5 Salvatore Oggianulo Leandro Budoni, M6 Christoph Nicolas Masserei per ancora Leandro Budoni, e poi tra le donne Master Women 2 Carla Azzori per il gruppo sportivo Runner di Cagliari, Master Women 3 Simonetta Cerqueti, SC Monteponi che è anche la leader per quanto riguarda la classifica generale femminile. Ma insomma abbiamo deciso di regalarvi anche un riepilogo generale di quanto era successo nella tappa d'apertura, lo riviviamo e poi torniamo in diretta da qui dal traguardo di Pabillonis. Il meteo regge, ancora giusto qualche gocciolina di pioggia, le nostre moto sono lungo il percorso, stiamo cercando di catturare tutte le immagini di gara per poi offrirvele nella diretta che avremo intorno alle 12, quando è previsto l'arrivo della tappa. Vi abbiamo un po' raccontato insomma i temi di questa terza frazione del 21esimo Giro delle Miniere, con partenza
e arrivo nel centro di Pabillonis. Rinnoviamo l'appuntamento tra un'ora e mezza circa con tutte le interviste ai protagonisti qui al traguardo, dunque restate su Directa Sport, appuntamento a più tardi. Ed eccoci tornati in diretta dalle strade del 21esimo Giro delle Miniere. Vi stiamo raccontando la terza frazione del Giro, la quarta Coppa Città di Pabillonis, 5 km circa al traguardo, mentre si addensano nuovamente le nubi qui su Pabillonis. Ha iniziato peraltro a soffiare anche un vento abbastanza fastidioso che avrà inevitabilmente influenzato lo svolgimento della gara. Abbiamo detto circa 5 km all'arrivo e vi raccontiamo un po' cosa è successo in questa frazione. Subito un gruppetto di 12 corridori è andato in fuga, tra questi anche alcuni ciclisti della società di casa, la società ciclistica Monteponi. Questo gruppetto è arrivato ad avere circa 1 minuto e mezzo di vantaggio sul resto del gruppo. Poi sono partiti gli uomini di classifica che si sono staccati e sono andati all'inseguimento, tra questi Matteo Magia, leader della classifica in fascia A, ancora Andrea Lovicu, Masserei leader invece in fascia B. Insomma, questo gruppetto è riuscito poi a riprendere i fuggitivi. Dopo, successivamente intorno ai 25 chilometri invece c'è stata un'altra fuga. Stavolta i protagonisti sono stati Michele Pittacolo per la Pitta Bike leader in fascia C e poi anche Capone invece ciclista della Canneddu Ittiri. La loro fuga è durata non tantissimo, insomma sono arrivati ad avere circa 20 secondi di vantaggio sul resto della corsa. Sono stati ripresi poi Capone e Pittacolo a 10 km dal traguardo e poi si è formato un gruppetto di 7, ancora Capone, ancora Pittacolo assieme a Magia, Piras e Nannetti tra gli altri. Siamo in attesa insomma di vedere come andranno queste fasi finali della corsa. Previsto ovviamente a questo punto un arrivo in volata, situazione in bilico per quanto riguarda la classifica generale, perché lo ricordiamo ancora una volta, non si è disputata ieri la Gran Fondo che solitamente scremava un po' la classifica, definiva un pochino i valori, e dunque siamo reduci soltanto dal cronometro che si è disputata in prima giornata con Matteo Magia leader della classifica generale davanti a Eros Piras. Sono rimasti i 7 che vi abbiamo detto in precedenza. Ci segnalano proprio in questo momento che mancano 3 km al traguardo. 21esima edizione del Giro delle Miniere, terza frazione Giro delle Miniere che poi si concluderà domani con l'ultima tappa ancora una volta pianeggiante in quel di Vallermosa, e insomma saranno quella di oggi e quella di domani le due tappe che definiranno i valori nel Giro delle Miniere. Le condizioni climatiche hanno influito, anche se subito dopo la partenza è addirittura spuntato il sole, dunque anche l'asfalto si è un po' asciugato, tutto si è svolto ovviamente in condizioni di piena sicurezza. Noi cerchiamo altri aggiornamenti dalla corsa, a questo punto ci prendiamo una piccola pausa, poi saremo ancora in diretta. Ripetiamo, 3 km circa al traguardo, 7 corridori in fuga che andranno a contendersi l'arrivo verosimilmente in volata. Eccoci tornati in diretta per assistere a questo punto alla volata finale con Eros Piras, se non vediamo male, che riesce ad arrivare. Si tratta del corridore numero 31, invece Emiliano Murtas ad aggiudicarsi questo arrivo in volata al Giro delle Miniere. Emiliano Murtas, ripetiamo, si è aggiudicato la tappa per l'ASD Donori Bike Team. Emiliano Murtas, esatto, confermiamo. È lui che vince, poi naturalmente avremo l'ordine di arrivo, avremo con i tempi, la media oraria. Poi a breve anche i tempi con l'ordine di arrivo che cercheremo di ricostruire il prima possibile. Emiliano Murtas, ripetiamo, si è imposto nell'arrivo in volata un gruppetto di circa 10 ciclisti. C'era stato segnalato che Magia e Piras erano partiti subito ripresi però da questo gruppetto, ripetiamo, tra questi c'era anche Emiliano Murtas che è riuscito
poi a tagliare per primo il traguardo. Io, se la regia è d'accordo, andrei a raggiungere sempre in diretta il vincitore di tappa per la Donori Bike, Emiliano Murtas. Emiliano, un secondo in diretta. Raggiungiamo la zona del traguardo, arriva anche Michele Pittacolo, lo sentiremo tra poco. Oltre alle dirette che restano, lo potete rivedere anche più tardi, ci sono tutta un'altra serie. Ci raggiunge ora Emiliano Murtas mentre siamo in attesa dell'arrivo del resto del gruppo. Tutto questo poi lo potrete rivedere su diversi canali Sky. Ci fermiamo qua perché c'è l'arrivo del resto del gruppo, non so se per la regia va bene, possiamo andare avanti mentre assistiamo agli altri arrivi. Emiliano Murtas, stanco alla fine di questa tappa, raccontaci un po' com'è andata, ti sei imposto nell'arrivo in volata, non è stato semplice, la pioggia, il vento, condizioni ancora un po' al limite in questa terza tappa, però alla fine ce l'hai fatta. Sì, vabbè, una tappa abbastanza difficoltosa perché col vento, la pioggia, era tutto imprevedibile. In queste ultime settimane sono stato un po' sfortunato perché non avevo ancora centrato la vittoria. Oggi ho cercato di entrare in tutte le fughe, poi sapendo che comunque sono abbastanza veloce, ho giocato tutto, gli ultimi 300 metri è andata bene, dai. Sono state varie fughe, però insomma avete lavorato in gruppo, siete riusciti a riprendere tutti i tentativi. Sì, vabbè, io ho fatto tutta la gara davanti perché grazie a Dio ho avuto la fortuna di entrare subito nella prima fuga. E l'unico rammarico è stato quello di non aver potuto correre ieri perché comunque era un percorso adatto a me, ci tenevo con la corsa, ma vabbè, è andata bene così, dai. Le tue impressioni su questo Giro delle Miniere, insomma, reso difficile dalle condizioni atmosferiche, però insomma le condizioni di sicurezza sempre rispettate, c'è ancora una tappa domani, cosa prevedi anche per il finale del Giro? Ma domani è comunque una tappa in pianura, quindi è sempre imprevedibile come quella di oggi. Per quanto riguarda il Giro delle Miniere, sono convinto che sia il miglior teatro qua in Sardegna per queste manifestazioni, è sempre ben organizzata, sempre da Luigi Magia e la Monteponi. Credo la gara più prestigiosa dell'anno di tutta la Sardegna. Grazie mille, complimenti ancora Emiliano Murtas. Chiedo alla regia di seguirmi ancora, vado a raggiungere Michele Pittacolo. Michele, com'è andata oggi? Ma sono bene, dai, ho fatto pronti via, siamo in fuga a un gruppetto, poi siamo rientrati degli altri e sai, stare all'aria aperta tutta la gara con questo vento, questa pioggia, e alla fine davanti eravamo tutti i più forti e se la siamo giocate, insomma. Sono partito un po' lungo, ho anticipato, però sul traguardo mi hanno saltata, dai, comunque sono contento del risultato. Ci tenevi tanto a una vittoria di tappa, a questo punto darei il tutto per tutto domani, ti dobbiamo attendere tra i protagonisti a Valle Hermosa. Sì, dai, cercherò di fare il possibile come ho fatto oggi e cercheremo di chiudere il giro in bellezza, insomma. Grazie mille Michele Pittacolo, andiamo a vedere se ci sono altri ospiti a portata di mano qui sul traguardo della terza frazione del Giro delle Miniere. Vedo l'organizzatore Luigi Magia, magari c'è spazio ora per due parole da parte di Luigi Magia. Gigi, ci puoi raggiungere al microfono brevemente, ci spostiamo anche in favore di telecamera se sei d'accordo e ci avviciniamo nella zona delle interviste. Gigi, hai seguito tutta la tappa dalla tua vettura, raccontaci come l'hai vista dalla tua prospettiva. Una bellissima gara, molto veloce, non si sono risparmiati per nulla, hanno dato le partenza 12 corridori a 3 km dalla partenza, sono andati fortissimo, hanno preso 1 minuto e mezzo dal gruppo e al secondo giro a quel punto sono usciti 4 persone che Magia, Piras, Lovicu e Masserei, sono riusciti a rientrare sul gruppo dopo 2 giri e gli hanno ripreso praticamente quel minuto e mezzo che avevano recuperato.
Subito dopo sono partiti Capone e Pittacolo, hanno preso una ventina di secondi ma sono rimasti lì, non oltre quel vantaggio lì. Li hanno recuperati nel giro di 6-7 km e a quel punto si è formato il gruppettino che ha concluso la volata. E sono rimasti fermi sino a 2 km dall'arrivo, dove è partito Erospias fortissimo, ma è stato subito ripreso da Nannetti e da Magia, si è formato un quartetto e poi sono ricompattati nuovamente, hanno fatto la volata dove hanno detto che ha vinto Emiliano Murtas, bravissimo in volata, credo su Magia. E così ricordiamo tra l'altro Emiliano Murtas, ex professionista, anche lui da tanti anni partecipa al Giro delle Miniere. A questo punto situazione ancora incerta, direi, non abbiamo ancora le classifiche generali, ma è facile immaginarlo, diventerà decisiva la tappa di domani a Vallermosa. Assolutamente sì, perché i vantaggi sono molto striminziti, quindi basta una fuga, le classiche fughe che lasciano andare per ribaltare la classifica, ma anche di uno che non è ritenuto leader. Grazie mille allora Gigi Magia, ci fermiamo un attimo, poi cercheremo altri ospiti al nostro microfono dal traguardo del Giro delle Miniere. Eccoci ancora in diretta, Emiliano Murtas davanti a Matteo Magia, allora in questa terza tappa del Giro delle Miniere che si è disputata a Pabillonis, quarta Coppa Città di Pabillonis, siamo in compagnia di Marco Sanna, assessore allo sport appunto del comune di Pabillonis. Il tempo inizialmente non è stato tanto clemente, poi in realtà il cielo si è un po' aperto ed è stata una bella tappa anche quest'anno. Assolutamente. Ha piovuto in modo importante per tutta la notte, quindi avevamo paura che tutto andava a finire male, invece bene o male Possiamo girare in favore? Il vento ci ha salvato un po', ha portato via l'acqua da un'altra parte. Siamo contenti, quarto anno consecutivo, importante per il ciclismo, per il Giro delle Miniere, per Pabillonis, per tutti quanti, insomma, per chi vive lo sport tutti i giorni e è appassionato di ciclismo. Non possiamo mancare all'appuntamento, tra virgolette, ormai, speriamo di non mancare più, che si prosegua. Assolutamente sì, la pandemia, condizioni meteo difficilissime, il Giro delle Miniere nonostante tutto è andato avanti, se non è un segnale di ripartenza questo, insomma. Assolutamente sì, la pandemia ci ha tolto quello che forse di più abbiamo bisogno, che sono le strette di mano, gli abbracci durante lo sport, le pacche sulle spalle. Dobbiamo stare un po' lontani tra di noi in modo individuale. Però va bene anche così, bisogna ripartire e questo forse è un grande segnale che offre lo sport. Forse il ciclismo è rimasto fermo anche per troppo tempo, tra virgolette. Altri sport sono ripartiti. Questo, che è uno sport, tra virgolette, individuale, si corre, non c'è situazioni che possono, almeno secondo il mio punto di vista, creare ulteriori disordini, però siamo ripartiti ora, va bene così, tra virgolette. Pabillonis non si è tirata indietro quando c'è stato da mettere in piedi questa tappa, non era facile soprattutto quest'anno, lo sforzo organizzativo e poi ci vuole anche la sensibilità delle istituzioni però. No, non potevamo tirarci indietro, come puoi dire al quarto anno quest'anno non lo facciamo perché no, lo facciamo con le precauzioni giuste, con molta attenzione, con tutto ciò che serve per poter andare avanti. È la cosa fondamentale nella vita, tutti quanti noi, tutti i giorni la stiamo vivendo questa cosa, la dobbiamo vivere diciamo anche serenamente, perché solo così possiamo andare avanti. Grazie mille Marco Sanna, assessore allo sport del comune di Pabillonis. Io direi di fermarci ancora un attimo per recuperare a questo punto l'ordine d'arrivo definitivo della tappa. Emiliano Murtas ha vinto in volata davanti a Matteo Magia della SC Monteponi, ci manca il resto insomma dell'ordine d'arrivo, ma cercheremo di fornirvelo al più presto, restate ancora con noi. Torniamo in diretta perché abbiamo a questo punto la classifica generale, o meglio l'ordine d'arrivo di questa tappa. Definitivo ha vinto, ricordiamo ancora una volta, Emiliano Murtas, Donori Bike Team con il tempo di 1 ora 49 minuti e 53 con una media oraria di 42,05. Davanti confermiamo Matteo Magia per la società ciclistica Monteponi che era leader della classifica in fascia, per lui 1 ora 49,53, uguale è stato ovviamente
veramente un arrivo in volata. Al terzo posto Alessandro Guidotti del team Bike Ballero, in quarta posizione Michele Pittacolo per la Pitta Bike, quinto si è classificato invece Eros Piras della Tecnobiker, che ha cercato, come detto, la fuga a una decina di chilometri dal traguardo. In sesta posizione Filippo Capone, anche lui partito in fuga per la Cannedu Iti di Antonio Manca. Quindi Alessandro Nannetti, team Bike Ballero. All'ottavo posto Paolo Massenti della Bike Tour 4 Mori, nono posto per Ahmed Kasraoui della società ciclistica Monteponi, che invece era partito col primo gruppetto subito dopo praticamente lo start della tappa. Al decimo posto Armando Sivieri del team Stefan. Questo è l'ordine d'arrivo della terza tappa del 21esimo Giro delle Miniere sul traguardo di Pabillonis. Noi vi diamo l'appuntamento a questo punto per domani, saremo ancora in diretta alla partenza e all'arrivo di Vallermosa, e poi ovviamente anche tutti gli speciali di tappa che saranno poi successivamente visibili sulla nostra pagina Facebook, sul sito directasport.it. Io ringrazio la squadra di Directasport che ha contribuito alla diretta, Mauro Farris, Andrea Farris, Alberto Tosini. A tutti voi l'augurio di un felice proseguimento su Directasport.